up in the sky there is a village and the people there. Ciao da Nicoletta e oggi in presa diretta ti leggo la pillolina sull'alzare la voce. Un giorno un pensatore indiano fece una domanda ai suoi discepoli. Perché le persone gridano quando sono arrabbiate? Gridano perché perdono la calma, rispose uno di loro. Ma perché gridare se la persona è al loro lato? Disse nuovamente il pensatore. Bene, gridiamo perché desideriamo che l'altra persona ci ascolti, replicò un altro discepolo. E il maestro tornò a domandare: allora non è possibile parlargli a voce bassa? Varie altre risposte furono date, ma nessuna convinse il pensatore. Allora esclamò: voi sapete perché si grida contro un'altra persona quando si è arrabbiati? Il fatto è che quando due persone sono arrabbiate, i loro cuori si allontanano molto. Per coprire questa distanza bisogna gridare per potersi ascoltare. Quanto più arrabbiati sono, tanto più forte dovranno gridare per sentirsi l'un l'altro. Dall'altra parte, che succede quando due persone sono innamorate? I cuori sono vicini vicini e quindi le persone basta che sussurrino. E a volte i cuori sono talmente vicini che non è neanche necessario che si parli, perché quando l'amore è più intenso non occorre sussurrare, basta guardarsi, i loro cuori si intendono. È questo che accade quando due persone si amano davvero e quando due persone innamorate si avvicinano, e l'ho capito anche io, è vero, a volte non servono tante parole, basta guardarsi e è così. Infine il pensatore concluse dicendo: quando voi discutete non lasciate che i vostri cuori si allontanino, non dite parole che li possono distanziare ancora di più, perché arriverà un giorno in cui la distanza sarà talmente ampia che non incontreranno mai più la strada per tornare. E quali sono le parole che hai scagliato allontanando un cuore? E quali sono le parole che puoi dire per fare in modo che quella strada si riavvicini, perché quella strada si possa ritrovare? E cosa puoi fare perché quei due cuori possano riavvicinarsi, ritoccarsi, riamarsi? Quali sono i gesti, magari in un momento in consulto che hai fatto, che hanno scaraventato lontano il cuore della persona per te importante? E come puoi fare a far sì che sussurrando o via wireless, mandando amore, quella persona torni a te? Pensaci, perché inviando amore pulito, puro, senza manipolazione, senza interessi economici, senza nulla, probabilmente l'amore si rende consapevole e nel tempo potrà tornare. Buon ritorno, buon sussurro e ricorda, quando i cuori sono vicini non occorre urlare e se urli i cuori si allontanano e se scagli dardi i cuori si allontanano. Evita che i cuori perdano la strada, perché tu puoi far sì che la strada sia sempre quella e si ritrovi sempre. Ciao! Buon cuore unito! Ciao ciao! In the sky you can sing and you can do everything, and no matter what you say it's true. I go